chiama gelo di melone perché in lingua siciliana l'anguria viene proprio chiamata muloni. Per comodità tagliamo l'anguria prima a fette, eliminiamo ovviamente la buccia e tagliamo la polpa in pezzetti. Per ottenere il succo dalla polpa mi servo di un passaverdure. In questo modo anche i semini rimarranno intrappolati e otterremo un succo già ben pulito, che poi comunque per scrupolo possiamo ulteriormente filtrare. Quindi lo andiamo a filtrare fino ad ottenerne 1 litro perfettamente pulito. Gli altri ingredienti che ci serviranno sono 90 g di amido, devo dire che preferisco quello di frumento ma va bene anche quello di mais, e poi 80 g di zucchero. Verso nella pentola pulita una piccola quantità di succo, aggiungo l'amido e adesso è importante mescolare bene per sciogliere l'amido e togliere tutti i grumi. Possiamo aggiungere anche lo zucchero e continuare a mescolare per ancora pochi secondi. Possiamo aggiungere tutto il restante succo di anguria. Non mi resta altro che andare ai fornelli. Da questo momento devo mescolare di continuo. Vedete, dopo 5 minuti il colore è cambiato diventando molto più intenso. Noi dobbiamo aspettare che compaiano le prime bolle. Alla loro comparsa aspettiamo ancora 1 minuto e spegniamo. Avete visto, ci è voluto davvero poco. Io continuo a mescolarlo ancora per qualche minuto perché dovrò andare ad aggiungere le gocce di cioccolato, quindi per non farle sciogliere cerco di raffreddare giusto un po' il gelo. Io scelgo uno stampo unico, ma va bene anche utilizzare singoli pirottini. Il gelo deve raffreddare un po' a temperatura ambiente, dopo dovrà essere spostato in frigorifero, il suo riposo lì dovrà durare almeno 8 ore e meglio ancora se lo preparate la sera, quindi lo lasciate riposare tutta la notte per gustarlo l'indomani quando sarà ben freddo e ben rassodato. Otto ore sono trascorse. È già davvero bello così, però lo decoriamo ulteriormente, intanto con le gocce di cioccolato che simboleggiano, richiamano i semini veri dell'anguria, e poi con tanta granella di pistacchio come piace fare ai palermitani. Il gelo di anguria è pronto, possiamo tagliarlo, servirlo a fette. Non dimenticate di lasciare un like e un commento e di condividere questo video se la ricetta vi è piaciuta.